Sicilia, scrivono i poeti antichi, è la terra di virrosi, benedetto Dio cannirafici. Dall'inverno produci tanti cosi, lu bene surgi da ogni paese, ma Palermo ha fermato tanti cosi per darci l'assalto allo francesi. E ora io vi conto l'evento sanguinoso che a Palermo però portò la libertà. Sta storia è assai importante per il popolo siciliano, perché fu una di pochi voti che a tutti i siciliani si uncero un semmola per combattere contro lo stesso tiranno. L'30 di marzo del 1282, lunedì di Pasqua, all'ora dello Vespro, si dice che a Palermo un soldato francese di nome Giuetto, mentre stava facendo una perquisizione a una femmina siciliana antaluchiano della chiesa dello Santo Spirito, mise le mani onde non sanno ammettere, e a così scatenò la reazione del marito che riuscì a levarci la spada usandola per ammazzarlo. Questa fu la faida che addumò chidda che passò alla storia come la ribellione dello Vespro. La notte stessa cominciò una vera e propria caccia allo francesi che si propagò in tutta la Sicilia. Purtroppo nelle scuole siciliane non si dice che cos'è il Vespro. Il Vespro è la rivoluzione nazionale siciliana. Non fu solo la cacciata dei francesi. La Sicilia era grande e potente come regno di Sicilia anche prima dei francesi, sotto le dinastie Normanna e Sveva. Però non si hanno notizie, non sono arrivate fino a noi, di una percezione dei siciliani di prima di far parte di una nazione. La cosa veramente rivoluzionaria del Vespro fu che i siciliani tutti, da Messina a Trapani, da Palermo a Siracusa, si sentirono parte per la prima volta nel Medioevo, era già successo nell'antichità, di un'unica nazione. Liberiamoci dei politici parassiti, venduti e traditori! Sicilia libera! Brava! E quindi questo spirito nazionale siciliano trovò nel momento della cacciata dello straniero il più grande momento di coesione nazionale. Fu lo stesso momento in cui la letteratura storiografica abbandonò il latino in gran parte e cominciò a scrivere in siciliano. I più grandi storici del Vespro scrivono in siciliano. Ma il Vespro è anche importante perché dopo questa rivoluzione, anzi durante questa rivoluzione, nel 1296, si dotò la Sicilia della prima carta costituzionale europea. Il re Federico III, un eroe dimenticato, re siciliano, non aragonese, tanto siciliano che lottò contro il re d'Aragona, concesse nel Parlamento di Catania la piena condivisione dei poteri con il Parlamento. Non poteva più esigere tributi se non con i rappresentanti della nazione, non poteva più dichiarare guerra o concludere pace se non con i rappresentanti della nazione. Quindi è anche un monumento per la storia europea il Vespro, un orgoglio nazionale, ed è stato sempre il punto di riferimento ogni volta che i siciliani si sono ribellati. Quando ai primi del 1500 i siciliani cacciarono il Moncada, si disse che avrebbero fatto un nuovo Vespro, e ogni volta che i siciliani si ribellano si parla di un nuovo Vespro. Quindi il Vespro rappresenta per noi l'ideale della libertà.